Buongiorno cari amici e ben ritrovati anche oggi in una Marietto Show breve per rispondere a delle domande delle mie amicizie che mi fanno o sul tubo o su Face. Vi voglio ricordare una cosa, che il vostro Marietto per i nuovi mette sia i circuiti, ma chiaramente ormai molti conoscono che il Marietto ha anche un canale YouTube dove si possono vedere le spiegazioni in modo gratuito di tutti i circuiti che il Marietto mette online gratuitamente nei vari social. Quindi è inutile che facciate domande cosa serve, andate nel canale Marietto Veneziano e lì trovate la risposta. Vi ricordo anche che è quasi a metà percorso il famoso ebook di 50 euro, l'ebook speciale edizione che potete già prenotare nel sito capitano.altervista.org. Per chi non sapesse qual è il sito è questo qui, potete chiaramente nella zona shop o poterlo acquistare tranquillamente. Comunque ripeto, questo è il sito dove si può comprare questo nuovo ebook di 50 euro. Vi dico solamente questo perché alcuni ci contattano come fare per acquistarlo. Bene, ci sono 12 circuiti, poi c'è un lavoro importante dietro e questo è un primo passo. Ritorniamo a noi. Adesso parliamo un po' di una domanda che viene posta in un certo senso o mi è stata posta. Saluto Italia, ciao Cinzia, ciao Roberto, ciao Rosa. Grazie di essere. Questa non è la giornata per le Sibille sono domani mattina. Adesso voglio rispondere a delle persone, le persone in cui mi hanno fatto delle domande online. Le Sibille saranno questa sera con il legale alle 21:30 e poi domani mattina alle 10 con Marito iniziamo. Ciao Chiara, grazie di esserti unita. Bene, adesso voglio rispondere a quella domanda perché io posto dei video in cui ci sono dei militari che fanno dei canti. E una persona appunto mi ha detto io sono un po' allergica alle divise, però vedete noi possiamo vivere una vita pagante in uno Stato democratico con tutti i vari problemi che ci possono essere, proprio perché ci sono delle persone che lavorano anche con paghe veramente basse, e questi sono i nostri militari e le nostre forze dell'ordine, che ogni giorno si svegliano e vanno a lavorare per senso del dovere. E quindi ci vuole un grande rispetto, perché se no ci sarebbe l'anarchia. L'anarchia è questo cosa vorrebbe dire? Che il vostro vicino di casa, quello che il giorno prima magari vi saluta, il giorno dopo potrebbe diventare il vostro peggiore nemico. E se abbiamo uno sprazio di democrazia, se possiamo scendere in piazza e gridare a destra e a manca, se possiamo andare su Face, a social, fare i rivoluzionari o i leoni di carta o i leoni di tastiera, lo dobbiamo anche a queste persone che ogni giorno, come ho detto, rischiano la vita anche per noi. E quindi è doveroso sostenerli in ogni modo, anche solamente postando questo vale anche per i militari, la polizia, la finanza, insomma tutte le forze dell'ordine che ogni santo giorno rischiano la vita per darci questo sprazio di democrazia, di possibilità di scendere o andare al supermercato e non avere problemi magari con una persona che fino al giorno prima ci salutava. Quindi non è tanto la divisa in sé, ma è quello che loro, oltre a rappresentare, fanno. E loro fanno non solamente, certamente non lo scrivono sui muri tutto quello che fanno, però fanno molte cose che la gente neanche sospetta, per il bene di tutti chiaramente. No? Ciao Paola, grazie di esserti unita, ciao Maria Grazia. Quindi capite perché il Marietto sostiene in pieno le forze dell'ordine e anche l'esercito, chiaramente, no? E dovrebbero farlo tutti perché caduto l'esercito, caduto le forze dell'ordine, la benemerita, chiamatelo poi come volete, qui verrebbe il caos. E quando si parla di caos vuol dire che nessuno è più sicuro in ogni posto, in questa sacro suolo italiano, no? Quindi invito tutti quelli che hanno un briciolo di senso del dovere, della patria, di insomma, sostenere in questo periodo, soprattutto col Covid, che anche se è un pacco inventato dalle multinazionali, le nostre forze dell'ordine fanno di tutto per darci la possibilità di stare e vivere sereni. Detto questo, questo era per rispondere a quella persona, quindi il Marietto sosterrà sempre queste forze che fondamentalmente aiutano tutti, belli, brutti, cattivi. Poi voglio riprendere un altro discorso
Volevo riprendere un discorso in cui praticamente alcuni mi dicono: ma questa aristocrazia nera, questo Riccardo Tristano Tuis, che libro è? Ecco, questo qui, no? Lo rifaccio rivedere. Qua c'è praticamente la chiave, c'è praticamente la strada per riuscire a capire come mai siamo in un certo senso in questo vicolo cieco da più di 300 anni, anzi qui siamo da millenni in questo vicolo cieco, però diciamo che chi l'ha letto, l'ha acquistato è già a metà dell'opera, per riuscire a capire anche cosa dice alcune volte il Marietto, perché molte volte chi non ha letto questo libro non riesce a capire cosa intendo dire io quando parlo di Sarmadi, Cazzari e Ashkenaziti e quant'altro. Bene, la Roberta scrive qualcosa: è verissimo, anch'io indosso una divisa in ospedale, ma ti posso garantire che la maleducazione e l'arroganza delle persone è infinita, anche in questo periodo. Esatto, Roberta, esatto, anche chiaramente io parlo sempre dell'esercito e forze dell'ordine, ma si intende anche quelle altre persone che magari sono sì in prima linea, ma dentro magari gli ospedali. Posso capire benissimo la Roberta e ha ragione. Quindi bisogna portare rispetto a queste persone che magari possono anche non piacerci a livello di empatia, ma come dico, sono importantissimi per la salvaguardia del benessere di tutti, no? Del bello, brutto, cattivo, dal povero al ricco. Qui non è una questione di colori, di partito, qui è una questione proprio che se cade questa struttura arriva l'anarchia, no? E voi avete visto tutti quei posti dove c'è l'anarchia, c'è solo il malessere e non il benessere. Bene. Esatto, a Monica dice qualcosa di veramente interessante. Poi vorrei dire un'altra cosa, parlare sempre per chi si approccia alla Kabbalah, per chi in un certo senso vuole conoscere sempre di più la Kabbalah. Ripeto che noi mettiamo in vendita questo ciondolo con l'albero sefirotico per 150 euro, no? Però ve l'ho sempre detto che dal mio punto di vista è perché è la scintilla. Ma ci sono dei libri che possono aiutare. Adar Crivelli è un grandissimo divulgatore, vorrei presentarvi questo libro. Questo libro costa 22 euro, chiaramente è orientato alle persone che vogliono avvicinarsi alla Kabbalah e diciamo che a pagina 87, vedete, spiega, vedete, l'anima gemella in modo più approfondito. Quindi per chi, come si suol dire, si vuole avvicinare, oltre all'introduzione della Kabbalah alla Kabbalah, sempre descritto di Nadav Adar Crivelli, consiglio anche La Via dell'Amore, che costa solo 22 euro, le potete trovare nelle migliori book online. Chiaramente è sempre un discorso indirizzato alla gente che vuole incominciare a fare i primi passi verso la Kabbalah. Buongiorno Cassiopea. Bene, poi parliamo ancora di Dagide, perché voglio approfondire un po' il discorso di Dagide, perché ho sempre più richieste di questa materia. La Dagida può essere interpretata sia come magia, sia come in un certo senso può essere un'arma, può essere un'arma bianca, rossa o nera, no? A dipendenza della matrice dell'input che si dà. Chiaramente chi ha letto Mago Fravato di Franz Bardon saprà che ad esempio quando legge la storia del direttore di banca, come lo fermano, no? Quella era una Dagida un po', come si suol dire, esagerata, però fondamentalmente la Dagida funziona così, è una coercizione mentale che si fa a una persona. Ad esempio, non è in un certo senso mi spiego bene, perché l'altro giorno una mia amicizia mi ha scritto: io sono contrario a queste cose pensando che fosse un legamento. La Dagida non è un legamento è totalmente un'altra cosa. La Dagida serve per ravvicinare, rinforzare, mettere in sicurezza, magari anche una coppia di sposata, oppure sul posto di lavoro per fare, ci sono direttori di banca, ad esempio,
o potenziali direttori di banca che ad esempio possono usufruire di questo servizio, di questa azione, di questa operazione, no? Vibrazionale per magari una scalata, come si suol dire, magari c'è un pool di persone che vogliono diventare direttori di banca, sono mandatari, magari faccio un esempio, e hanno le qualità, ma magari non hanno qualcuno che lo spinge, raccomanda di qua di là, allora in un certo senso tenta la strada della Vagida, influenzando in senso positivo chiaramente chi deve scegliere per fare il direttore di banca. E questo è un esempio. Oppure può essere utilizzata per ravvicinare persone che si sono allontanate. Ecco, la Rosa fa una domanda. Ad esempio, io scusate se mi fermo sulla Dacia, ma la Rosa fa una bellissima domanda, no? La via dell'amore, no? A pagina 87, Nada Crivelli spiega bene cos'è l'anima gemella. Ecco, bisogna essere chiari, no? Oggi viviamo un periodo, ma c'era anche questo periodo 2000 anni fa in cui, ma forse fondamentalmente c'è anche nel terzo mondo o in Asia, unioni di bambine di 12-13 anni con uomini di 50-60, oppure di donne con donne. Ecco, questo non rappresenta l'anima gemella. L'anima gemella è praticamente quell'anima che completa l'anima maschile e femminile. Quindi si pensa, no, diciamo così, non voglio offendere nessuno, ma si parte sempre che uno deve essere uomo e l'altro deve essere per forza donna, proprio per completare. Poi è chiaro che ci sono persone che si sentono dentro più di qua o più di là, e allora c'è quasi una, come si suol dire, qualcosa in cui io personalmente non voglio entrare come si suol dire, nel merito, però la Kabbalah intende un uomo e una donna, queste due anime, il resto non ci interessa, Rosa. Quindi devono essere per forza un uomo e una donna. Altre persone hanno fatto questa domanda, però la Kabbalah parla chiaro, uomo e donna, maschio e femmina, chiamate come volete, ma il concetto è questo. Poi magari in futuro diventeranno androgini, perché lo scopo principale è trovare la propria anima gemella per poi potersi fondere e salire verso la Keter. Chiaramente molte volte si incontrano anime gemelle che si sono un po' perse per strada, no? Hanno preso qualche piccola rugginina, diciamo così, e uno pensa, ma questa qui è la mia anima gemella. È proprio così, proprio perché non è colpa sua, ma essendo kabbalista l'anima, nelle varie reincarnazioni si è un pochettino arrugginita. Però fondamentalmente l'anima gemella, secondo la Kabbalah e anche secondo Nada Crivelli, questo libro qui lo spiega bene, deve essere per forza o maschio o donna, proprio perché si devono completare in questa unione, no? Quindi lasciate stare fiamme gemelle, tutte quelle new ageate lì da baraccone, che proprio la cosa non è in quella direzione lì, è proprio come invece dice la Kabbalah da più di 6.000 anni. Quindi ritorniamo un po' alla Dagida, perché mi interessa parlare della Dagida per approfondire. Quindi la Dagida è un meccanismo vibrazionale, una tecnologia, che poi chiamiamola magia, poi chiamiamola come volete. Scusate, riprendo la Rosa che mi fa la domanda. No, deve essere proprio, certo, l'amore agapeo è un altro discorso, però l'anima gemella per essere completa deve essere un uomo e una donna per forza. Cioè, l'amore agapeo alla Madre Teresa di Calcutta è una cosa, ma per poter completare l'anima, secondo i cabalisti, un uomo deve cercare una donna e viceversa. No? Tutti ce l'hanno i cabalisti, non sono 600.000. E poi diventano uno, e quindi praticamente sono 1.200.000, no? Perché ogni scintilla è un'anima, ma l'anima, essendo divisa in due, per forza di cose. Esatto, Rosa, è proprio come dici te, è proprio una bella sfida, e infatti la Kabbalah dà questi insegnamenti. Bene, ritorniamo un po' alla Dagida, perché la Rosa mi fa delle domande in diretta e giustamente fa benissimo. Quindi ritorniamo alla Dagida, quindi quando si attiva la Dagida si attiva una coercizione, chiamatela poi come volete, per fare in modo che
o il partner, o chi devono scegliere ad esempio delle offerte, no? Oppure io mi ricordo anni fa c'era un dottore importante che era entrato in una casa. Il contratto di questa casa, facendo esempi di 20 anni fa, no? Il dottore è entrato in questa casa e cosa succedeva in questa casa? L'aveva comprata. Il problema è che il contratto era che la signora che era dentro doveva starci, no? La casa veniva venduta a basso prezzo in rapporto al valore, però il concetto era che c'era dentro una signora anziana, la padrona, e doveva restare per parecchio tempo, cioè doveva restare tutto il tempo che doveva, no? Nel senso finché non se ne andava a miglior vita. E questo dottore, insomma, era un pochettino così, no? Aveva pagato sì la casa di meno, però il problema cos'era? Era che lui avrebbe voluto che la signora se ne andasse nella casa per anziani, così che potesse sfruttare appieno tutta la casa. Chiaramente, cioè, fondamentalmente la signora stava meglio nella casa di anziani che lì, perché lì, chiaramente, essendo anziana, dentro questa casa immensa, bidona immensa, c'era più pericolo che si facesse male, no? E allora, chiaramente, il dottore ha contattato un esoterista e questa signora gli è venuta voglia, tutto in un colpo, di andare in una casa per anziani e poter vivere tranquillamente gli ultimi anni della propria esistenza, no? Quindi capite, l'Adagida copre una fascia e non esiste l'Adagida rossa, nera o bianca, perché fondamentalmente dipende sempre lo scopo. Se voi litigate con un vicino e volete fare un'Adagida per farlo allontanare, non stare lì a litigare dal notaio, sicuramente l'Adagida in rapporto costa molto di meno, però gli effetti sono uguali, no? Il tipo lascerà il posto, se ne andrà via e a un certo punto voi avrete ancora il fegato sano e non ve lo sarete mangiato. Buongiorno Roberta, grazie di esserti venuta. Ecco, questo era un po' il concetto dell'Adagida, quindi non è che bisogna avere, e poi non c'è, ad esempio, un'altra cosa importante, non c'è nessun tipo di ritorno o di classico rinculo. Il semplice fatto che voi lanciate, l'esoterista lancia questo messaggio subliminale mentre la persona di solito si fa mentre dorme, e questa persona la mattina si sveglia con questo pensiero. Però non è come si suol dire, un legamento, cioè non è qualcosa che la persona si sente imbrigliata, schiava di questa necessità, è solamente che gli viene questo pensiero, e se su 100 persone che ha nella lista di un social voi gli iscrivete, il 99% molto probabilmente lui vi darà un cenno che è vivo. Poi non è che lui cambia di cervello, nel senso non è che se è un narcisista diventa Madre Teresa di Calcutta, è solamente che a un certo punto lui vede meglio le cose perché gli sono stati inculcati dei pensieri, come si dice, positivi. Chiaramente poi ci saranno quelli che usano l'Adagida per fare disastri, ma quello è un altro discorso. Però finché si usa per, in un certo senso, aumentare il lavoro o cercare soluzioni con i vicini per non litigare o soluzioni pragmatiche per star bene, l'Adagida, dal mio punto di vista, una mano la dà sempre. Raccontavo mesi fa, ad esempio, che quando voi vedete arrivare queste signorine dell'est o dell'ovest o da Sud, insomma da altri stati che non è l'Italia, e vedete che si porta via il belloccio pieno di soldi, chiaramente loro non è che vengono a mani nude, hanno dietro sempre il curandero o il sciamano che gli dà le dritte, come in un certo senso fare dei legamenti, ma questo è un altro discorso, e quindi non vedo perché le persone italiane non debbano almeno difendersi in quella direzione. Ciao Giuseppe, grazie di esserti unite. Quindi bisogna sempre tenere in considerazione questo. Poi a un certo punto però bisogna anche rendersi conto che bisogna difendersi, no? E il vostro marietto, ve l'ho già detto, ho già messo in vendita con Hildegard questo ebook, dove ci sono dei circuiti molto importanti, sono nuovi, molto prestanti, hanno
delle qualità nuove, ogni circuito si può utilizzare in più modi, costa 50 € e lo si può comprare tranquillamente o prenotare nelle shop del capitano.altevista.org. Chiaramente viene fatto su misura e dentro nei vari circuiti c'è la rata, si chiama rata vibrazionale della persona e quindi di conseguenza ogni ebook è estremamente personalizzato, costa solo 50 € e li vale tutti. Qui se andate nella shop del capitano, nella sezione shop potete tranquillamente comprare. Bene, detto questo, penso che per la mattinata, come si suol dire, per le risposte che mi sono venute o fatte o pervenute tramite PVT, più o meno giravano in queste direzioni. Sulla Dagida ci sono persone, ad esempio, che sono state lasciate tutto in un colpo e mi chiedono: meglio la Dagida o un legamento? La Dagida è molto più soft, nel senso è una cosa elegante, non fa male a nessuno, perché il legamento bisogna sempre partire dal presupposto che bisogna sempre fare uno slegamento. Invece la Dagida è come se qualcuno avesse un pensiero positivo verso un'altra persona e quindi lavora in modo più elegante. Invece il legamento, quando vi dicono facciamo un legamento dopo 28 giorni funziona, sapete, sono tutte quelle cose un pochettino da pubblicità, no? E in realtà il vostro marito ha sempre detto anche la Dagida bisogna aspettare 9 mesi. Chiaro che se con un'analisi radioestesica si vede, o radionica si vede che la Dagida dopo 2 mesi dà già dei, come si dice, buoni risultati, può anche essere, però ad esempio ogni rito per andare sicuro ci vuole, rito operativo di alta magia o Dagida, ci vuole minimo 9 mesi. Quindi tutte quelle persone che si fanno un po' bindonare, no, della serie, facciamo il legamento, poi dopo durante il legamento vi dicono cavoli però bisogna fare anche slegamento, quelle cose lì alla fine hanno sempre dei piccoli strascichi, a parte che poi quando è fatto, non è che sono soldi buttati via, solamente che chiaramente non è elegante come la Dagida, perché magari alcuni poi per avere effetti importanti usano energie basse senza dirvelo, no? Poi magari vi chiama il tizio, però lui è un narcisista e mi rovina la vita, no? Invece con la Dagida ci va sul sicuro perché al massimo si tasta il terreno, non è che lui diventa, se è un birichino non è che diventa un stinco di santo, se è un porcellino, no, non sto parlando degli animali porcellini, ma dico se è un birichino così, non è che con la Dagida o con un legamento questo qui diventa un stinco di santo, diventa solamente una persona che si avvicina di più al vostro modello di pensare perché l'esoterista gli ha inculcato dei pensieri positivi verso di voi. Ecco, questo. Esatto, Rosa, esatto. Il legamento, ma anche perché vi spiego un'altra cosa, la Rosa fa belle domande. Rosa, infatti è questo, perché se voi vi legate a una persona, no? Ha ragione la Rosa, e questa persona non è la persona, la vostra anima gemella, voi vi trovate lì una palla ai piedi, magari subito no, non so se magari uno guarda le statistiche dei divorzi, no? Ma nelle latitudini dove abito io, dopo 3 anni la media di divorzi è il 43%. Ipotizziamo che voi vi legate con uno, no, che non è la vostra anima gemella. Voi vi legate magari i primi 6 mesi, finché tengono gli ormoni, 9 mesi, anche 3 anni, via, uno proprio cieco va, si butta dentro. Dopo 3 anni vi rendete conto che quella non è la vostra anima gemella, magari avete fatto un legamento e voi siete legata, vi trovate in quelle situazioni da incubo. No? E allora lì bisogna sempre stare attenti, soprattutto a quelli giovani. No? Io questi lavori non li ho mai fatti, nel senso che li ho sempre schivati e li ho mandati a concorrenza, per il semplice fatto che poi non portano frutto, cioè porteranno qualche centinaio di euro in più, ma alla distanza la persona rimpiangerà di aver fatto questa scelta, anche perché si vede già subito dalle indagini o dalle sibille, no? Ci sono delle partite, cari amici, che non bisogna neanche iniziare, anche se avete gli ormoni a 1000, anche se vedete con lui un 14 febbraio un San Valentino tutti i giorni, ma dura magari 3-6 mesi, 3 anni, via, gli ormoni tengono fino a 3 anni. Poi, capite, la moda,
nuove amicizie per caso al supermercato, queste cose qui vi fanno incontrare qualcuno, però se avete fatto un legamento, ma anche che non sia andato in porto quel legamento da quell'esoterista, però rimane a livello vibrazionale un legamento che può durare 40 anni. Capite che poi magari dopo un certo periodo voi vi sentite il desiderio di andare da uno che poi mezzo, faccio un esempio, cioè così, mezzo matta, no? Infatti si vedono quei casi in cui ci sono persone che sono quasi schiave e loro hanno fatto il legamento, il problema, l'hanno pagato loro e poi si sono resi conto di aver legato una palla al piede e non sanno più come slegare. Oppure a me è capitato anni fa, ad esempio, che una signora voleva allontanare, faccio degli esempi così naif, no? Si voleva, ciao Eleonora, grazie, si voleva slegare dal marito, no? Cioè, mi spiego, non gli aveva fatto un legamento, ma voleva andarsene al marito e si facevano dei lavori leggeri, no? Di allontanamento. Solo il problema cos'era? Il problema è che questa signora non si era ricordata che 4 anni prima gli aveva messo delle protezioni, no? Però sapete come nella vita, alcune volte si è su, alcune volte si è giù, questo qui a un certo punto nella vita si era stancato di questa palla al piede, perché insomma da cosa raccontava era stata già coraggiosa, però in quel momento lì, 4 anni prima, era tutta, come si dice, ancora giovane, no? Inesperta, lo vedeva, sapete come lo si vede come il gran signore, no? Come il principe azzurro, poi dopo 4 anni. Il problema è che l'aveva protetto 4 anni prima, gli aveva messo un sacco di protezioni radioniche e capite che non era un legamento, ma per poterlo in un certo senso fare in modo che questo qui non arrivasse in casa, buttasse tutta l'aria, è pronto il cibo, hai lavato i piatti, non mi piace questo cibo, insomma era quasi un re e lei la schiavetta. Capite che una persona, siamo nel 2020, è chiaro che magari andava bene 70 anni fa, oggigiorno una donna deve essere trattata come una donna o una principessa come minimo, no? E questo qui insomma a un certo punto insomma è stata difficile in un certo senso fare in modo che queste protezioni, quindi anche questo mi ha detto, vi dice, state sempre ben attenti che proteggete, perché poi va a finire che dopo 5-6 anni vi rendete conto che la protezione insomma l'avete fatta alla persona sbagliata e quindi vi trovate in difficoltà a rescindere questi ormoni che vi hanno in un certo senso imbrigliato qualche anno prima. Questo è importante, quindi dico anche questo perché spesso e volentieri quando faccio le pulizie radiostesiche costano 100 euro, che durano parecchio tempo. Consiglio sempre di stare attenti chi si mette dentro in queste pulizie, perché sapete che si può mettere dentro a 100 euro sempre il familiare, no? Però alcune volte alcune persone vogliono mettere magari dentro anche il fidanzato, no? Il problema nasce che se, come quella signora là che si è poi pentita e non sapeva più come scappare, se mi pulite anche magari uno che è lì in bilico sperando che lui guarisca, se non fate un'indagine radiostesica, il problema poi diventa più grosso. Questo è anche importante da sapere perché molte persone ingenuamente con l'istinto di Madre Teresa di Calcutta vogliono salvare l'impossibile e poi dopo si ritrovano un sacco di guai. Questo anche da tenere in considerazione. Bene, cari amici, per oggi penso di aver detto tutto. Ho parlato della indagine, della risposta, ho parlato delle divise militari che sono importantissime. Secondo me siamo stati educati male in Italia, non tanto perché abbiamo perso la seconda guerra mondiale, che poi abbiamo perso, però siamo diventati la quinta potenza economica nel 1990. Quelli che non hanno vinto poi sono andati ai campi di concentramento. È stata una, come si dice, perdita, insomma, così, no? Però secondo me siamo stati educati male perché dobbiamo avere rispetto di chiunque porta una divisa, sia anche all'ospedale, chiaramente. Io parlo però in special modo per quelli che sono in prima linea su per le strade, poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, insomma, tutta quella struttura che ci dà la possibilità ogni giorno di uscire e camminare tranquillamente per la strada senza avere problemi, perché ci sono posti in questo mondo che le forze dell'ordine loro sono deboli e la gente, anche se ci sono queste strutture, quando esce ha più paura che qui chiaramente. Quindi chiaramente il vostro maledetto non è che vuole, come si suol dire, bisciare
fare ruffiane le forze dell'ordine, ma vuole portare il giusto rispetto a questi ragazzi, perché in confronto me sono ragazzi, che ogni giorno escono, salutano la famiglia perché hanno anche loro una famiglia, hanno dei figli, hanno una moglie, hanno delle situazioni dure, ma anche donne che lavorano nelle forze dell'ordine e che sono esseri umani, che hanno famiglie e devono essere rispettati come tutti e sostenuti in questo periodo che purtroppo è durissimo anche per loro. Cioè voi non dovete pensare perché hanno una divisa, cioè per loro ci sono gli stessi problemi che per ogni essere umano o normale, anzi loro ne portano il doppio per il semplice fatto che hanno orari fissi, regole fisse, cose che neanche noi possiamo immaginare. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto. Ecco, la Rosa, stavo per salutare, ma la Rosa mi fa una domanda, in lancia Sassolino, io come Rintintin non posso dirgli di no. Allora, la Rosa fa una bella domanda, rispondo a questa domanda della Rosa in diretta e poi però vi saluto, no? Perché abbiamo straforato. No? Allora, il concetto è molto semplice. I Bovis sono un'unità di misura giovane, no? È stata data più o meno nel 1800, è stata trovata, no? Ed è un'unità di misura che può misurare qualsiasi cosa, il ferro, lo spirito, l'anima, insomma tutto quello. Ciao William, grazie di esserti unito. Tutto quello che voi potete misurare il Bovis, ad esempio del cuore, di un rene, di qua, destra, sinistra. Quindi col Bovis in realtà si può misurare tutto. Si è capito più o meno che a 6500 Bovis sotto c'è in corso o una malattia o uno squilibrio energetico. Sopra una persona, un essere umano. Di una persona si può misurare tutto, anche di una coppia. Vi faccio un esempio. Allora, il concetto è molto semplice. Faccio un esempio semplice, no? Voi potete misurare la qualità dell'attitudine di una persona. Anni fa, no? Era una signora che era innamorata di un dottore. Allora mi ha fatto fare un'indagine radiostetica e la prima cosa che ho visto era la qualità della persona, non la qualità fisica, ma la qualità della persona in Bovis, ed era sotto i 6500 Bovis. Sotto i 6500 Bovis, per il corpo fisico c'è una malattia, o magari non è una malattia, ma è una latenza. Sotto i 6500 Bovis come spirito, la persona è un pochettino attaccata alla materia, no? Quindi più uno si avvicina ai 2000 Bovis a livello spirituale, e più una persona è attaccata alla materia, all'apparenza, è più narcisista, capite? Quindi può essere anche apertamente, magari anche un frate francescano, faccio un esempio, ma se è sotto 6500 Bovis, bisogna sempre stare attenti. Perché quando invece una persona è sopra 6500 Bovis, chiaramente è nella media. Sopra i 9000 Bovis è già qualcosa di importante. In teoria si può misurare una coppia, però faccio un esempio. Se una persona è 5.000 Bovis e un'altra persona è 8.000 Bovis, quella casa lì sarà un inferno. Il semplice fatto che c'è uno sbalzo troppo alto di Bovis. I Bovis devono avere massimo una disuguaglianza di 1.000-1.500 Bovis. Cioè, vi faccio un esempio, se una persona è 9.000 Bovis, uomo o donna che sia, l'altra deve essere almeno 7.500 Bovis, perché sennò ci saranno sempre delle discrepanze, litigi, guerre, problemi, no? Devono essere più o meno che vanno nella stessa direzione, no? Quindi in teoria si può misurare, si può vedere anche quando uno muore quanti Bovis ha, così se sotto 6.500 Bovis molto probabilmente andrà nel basso astrale o andrà in un brutto posto, se è sopra si rincarnerà e certamente non andrà a fare lo Sherpa in India, no? Si incarnerà in una buona vita. Si può misurare i Bovis di tutto, poi chiaro è sempre più attendibile un radiestesista che misura i Bovis tutti i giorni che uno che si cimenta le prime armi perché segue le pillole del marietto. Però le pillole del marietto sono importanti perché danno, come si suol dire, un metro, un'idea di che cos'è questa benedetta radiestesia. È chiaro che quella signora lì, quando gli ho detto che guarda che questo dottore è sotto 6.500 Bovis, a me di stare lontano perché molto probabilmente non vuole fare nulla di serio, no? Solamente quelli che
capito? Dal loro posto di lavoro possono scegliere a destra e a sinistra. Quindi i POVI sono importantissimi, però un'altra cosa importantissima che dovete capire è che non ve li può alzare nessuno, non è che la mattina voi seguite un video del Marietto che si è svegliato e dice oggi voglio fare un videoclip, sapete gli acchiappa click, no? Di quelli da New Age, e oggi via 30.000 visualizzazioni, regalo Bovis a tutti, li faccio alzare tutti, vi faccio camminare sull'acqua il giorno dopo. Non funziona così. Per alzare 100 Bovis nella vita ci vuole una vita. 100 Bovis per averli saldi. Con la pulizia si può tornare, ad esempio, ai suoi Bovis naturali, poi uno però si deve fare i passi per poter crescere. Quindi quando vi dicono, vedete video che ce ne sono abbagilate sul web, no? Che vi fanno il barbatrucco per alzare 20.000 Bovis, via, così, ma sembra, capite, sono quelle cose che si raccontano i bambinetti, no? Del Luna Park, andiamo al Luna Park e ci divertiamo, di qua di là, ma in realtà non si conclude niente, anzi, poi il problema è che se alzate veramente i Bovis a una persona, lui riesce a tenerli per 3 mesi, poi si ammala, perché è come buttargli dentro l'acqua della piscina, di una piscina olimpionica dentro un lavandino di casa, capite? Cioè all'inizio bella l'acqua e poi si annica. Bene, questo era solamente per rispondere alla Rosa che ha fatto una bellissima domanda. Però adesso mi ha detto, purtroppo ha forato le sue, come si suol dire, i suoi minuti. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegara Maledetto Ventenne, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e vi ricordo che questa sera alle 21:30 abbiamo Rosanna, il tempo delle domande è per domani, e domani alle 10. Oggi solamente risposte show del Marietto, perché in questi giorni mi hanno fatto delle domande nei vari gruppi e Marietto ha preso questo tempo, fa una consulenza l'altra, per spiegare certe cose. Adesso devo andare perché devo fare una piccola consulenza. Bene, cari amici, sapete, se volete una consulenza il numero è questo, io sono anche su WhatsApp. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.